Buongiorno a tutti ragazzi, l'uragano Lorenzo al momento è di prima categoria. Si muove lentamente verso nord-ovest e sta viaggiando ragazzi in mare aperto nell'oceano, dove nei prossimi giorni diventerà davvero un mostro. In effetti quest'uragano ragazzi risalirà l'oceano Atlantico al largo, quindi non andrà in America ma bensì sarà un'altra rotta in effetti. Diciamo che da domenica 29 e lunedì 30 settembre arriva in Europa, quindi sta continuando a risalire l'oceano. Ciao Angi, ma è diretto qui in Europa. In effetti potrebbe arrivare direttamente, diciamo, sulle isole britanniche tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, quindi scatenando un'ondata di maltempo, diciamo, piuttosto violenta in Inghilterra, poi su Danimarca, Germania, Svezia e paesi baltici. In effetti non sembrano esserci rischi di un diretto coinvolgimento dell'Italia, però ragazzi ci sarà un assetto barico, diciamo, anche su di noi, quindi in effetti arriverà un'irruzione fredda, diciamo, sull'Italia, in effetti, quindi anche se non sarà diretta la cosa, ma comunque questo uragano che sta passando, che salirà verso l'Europa, arriverà, anzi manderà i suoi impulsi freddi anche sull'Italia, anche se non in modo diretto ma indiretto, quindi in effetti dovrebbe arrivare, ho detto massimo Germania, Svezia e paesi baltici, forse poi è capace che può cambiare pure traiettoria, quindi diciamo che per ora la traiettoria è questa qui, poi può succedere di tutto, ma una cosa è certa che arriverà in Europa, quindi adesso sappiamo che la traiettoria è questa qui, ma come sapete tutti quanti può cambiare, quindi non è detto che arrivi in Italia, può darsi pure che cambiando traiettoria, trovando degli spostamenti di vento ed altro potrebbe intrufolarsi più vicino all'Italia, quindi non è detto. Diciamo che la traiettoria adesso è questa qui, in effetti dovrebbe fare, diciamo, le isole britanniche, poi dovrebbe fare Inghilterra, Danimarca, Germania, Svezia e paesi baltici. Quindi già se sulla Germania cambia un po' la traiettoria, ragazzi, ci becca pure a noi, quindi tanto per dire, quindi al momento, secondo le prime proiezioni, non ci sono problemi di un coinvolgimento diretto per l'Italia, però non è detto, quindi comunque se tutto va bene, comunque un'irruzione fredda arriva anche in Italia, quindi mo indipendente che arriva oppure no, quindi in effetti arriverà questa irruzione fredda, diciamo, in Italia, quindi mo secondo me verso il 3 il 4 di ottobre ragazzi questo, diciamo, avremo questa ondata di freddo in effetti, perché il 30 settembre inizierà a salire l'Europa, quindi arriverà qua più o meno tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, quindi scatenandosi molto bene, anche perché questo uragano può arrivare a categoria 5. Loro hanno detto categoria 4, però hanno detto che può toccare anche il suo massimo, quindi è più o meno come Dorian, l'uragano che colpì gli Stati Uniti, quindi è un mostro molto molto potente. Vabbè ragazzi, vi auguro un buon sabato e ci sentiamo alle prossime notizie. Ciao a tutti, ci sentiamo dopo con un altro video.